Buongiorno, per chi ancora non mi conoscesse sono Daniela Carraro, direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS Euganea. Sono qui non solo a titolo personale, in quanto l'area della salute mentale afferisce alla parte della direzione strategica dei servizi sociosanitari, ma soprattutto a nome del direttore generale Domenico Civetta, che si era assegnato in agenda di essere qui con voi questa mattina, ma ha avuto un improvviso impegno e mi chiede di portare i suoi saluti, il suo apprezzamento per questa iniziativa che prosegue nel tempo, come è noto, come a qualcuno di voi è già noto, essendo diciamo, frequentatori abituali di questo appuntamento formativo, informativo, ma come dire, anche è importante perché la nostra azienda, l'ULSS 6, l'ha fatto proprio, come diceva il dottor Cavinato, l'ha fatto proprio questa buona pratica che era della 16, cioè una delle ULSS che si sono unificate con la grande riorganizzazione del 2016 della nostra regione. E mi fa piacere anche ricordare, quindi do il benvenuto a tutti i partecipanti a nome dell'intera direzione strategica. Do l'apprezzamento della direzione per questa iniziativa che, come dicevo, prosegue nel tempo e si sta consolidando e sta prendendo tantissimi aspetti, sta valutando tantissimi aspetti ed è sempre arricchita, e quindi l'incoraggiamento è a proseguire, ad approfondire questa competenza che è messa a servizio della nostra comunità, e dall'altro anche quello di portare questa buona pratica che a livello di una ULSS, l'Euganea, quindi è diventato un patrimonio di una ULSS che rappresenta il 20% della regione. Ecco, io vorrei rinforzare e ringraziare i responsabili, a partire dal coordinatore di questa iniziativa formativa, che è il dottor Mario Degli Stefani, e collaboratori, il direttore di dipartimento, il dottor Gianfranco Bonfante, e tutti i collaboratori e direttori del Dipartimento Salute Mentale che in questa iniziativa ci credono e che stanno portandola appunto anche come testimonianza di ciò che è possibile fare nel 20% del territorio regionale, nel 20% della popolazione regionale, nel 20% delle risorse e delle competenze regionali. Quindi vorrei sottolineare nel mio saluto non soltanto e raccolgo l'invito che ha fatto Fondazione Ghirardi con riferimento a ciò che deve fare l'ULSS e ciò che vuole fare l'ULSS, ma anche invitando a considerare che siamo dentro il sistema regionale una realtà di punta, una realtà che ha delle grosse responsabilità per le sue proposte, che ha delle grosse responsabilità per il miglioramento delle competenze e quindi per poter anche produrre esperienze e risultati in maniera proprio strutturata, come state già facendo con questa iniziativa. Il tema che avete, non mi metto neanche a spiegare che cosa può significare per me, è estremamente interessante, è estremamente formativo. So che questa iniziativa, proprio qui di Piazzola, è molto ricca di contenuti, di contributi, e sarà molto interessante per i giovani che sono qui partecipanti oggi, a cui do un benvenuto speciale, perché vorremmo che il nostro approccio sulla salute mentale diventasse veramente un patrimonio di tutta la popolazione, a partire dall'età giovanile. Volere bene la propria salute è qualcosa di più che fare interventi nel momento della malattia o di quando la si perde. Volere bene la propria salute, il proprio benessere psicologico e mentale è qualcosa che dovrebbe accompagnare la vita di tutte le persone, di tutti gli esseri viventi, le persone umane, le persone che vivono nel nostro contesto, che siano di un sesso, di un altro, di una nazionalità, di un'altra, di un colore della pelle o di un altro. Mi fa anche molto piacere dire che questa iniziativa è dentro tutto un grosso progetto che si chiama Diversamente, che si può leggere o separato o tutto insieme. E anche lì un progetto, un'iniziativa che collega tutte le iniziative che può fare la salute mentale nel campo della prevenzione, ma anche nel campo dell'informazione alla popolazione. Sono tante iniziative, quest'anno si è aperto un ottimo capitolo che parla di Diversamente con le scuole, e per questo c'è una rappresentanza di studenti oggi qui invitata e partecipa, e spero che porti via proprio l'entusiasmo e tutta la carica che può dare una giornata, due giornate come queste, proprio per la loro vita di studenti e per il loro messaggio da portare nelle comunità di appartenenza, ma che diventi qualcosa di molto contagioso, perché abbiamo bisogno che questa parte di salute venga veramente capita a tutti i livelli della nostra società, a partire anche dalle più giovani generazioni.
questo direi che ho chiuso i miei saluti, rinnovando l'apprezzamento, l'interesse e l'apprezzamento della direzione e di tutta l'azienda per questo momento formativo, e vi incoraggio a approfondirlo, a sostenerlo, a renderlo strutturale, ma mi sembra che siamo sulla buonissima strada, che sta diventando